fermati, accosta, accosta. Caro, qua non si può impennare. Ragazzi, il motorino sta attraversando sulle strisce. Fate attenzione che si rubano il telefono. Non si può stare con la targa chiusa, caro, è illegale. Solo il consigliere ci potrà salvare. Fanno paura questi, non sanno impennare proprio. Ci crede, ma tipo proprio pagatate. Perché non ti metti il casco? Stiamo facendo la cosa illegalissima. Guarda avanti! Sei grande! Sei grande sei! Fare i cavalli, che cazzo! L'anno scorso così abbiamo rubato i telefoni, stai attenta! L'hai sfondato! Non so cosa, ma qualcosa hai sfondato! Ragazzi, ci vedete vestiti da Babbi Natale perché? Perché stiamo andando ai Babbi in moto. Sì, anche quest'anno, però quest'anno, se l'anno scorso con l'R1 eravamo dei poliziotti, quest'anno saremo dei teppisti con i 125. Vedete questo obiettivo super ampio perché sì, ho messo l'obiettivo grandangolare della Ista Nuovo, 189 gradi di ampiezza. Voglio, si vede spettacolare. Troveremo un po' di accessori questa ventosa, dopo ci montiamo la X5 sopra. Avrò anche un regalo per 10, forse se fate i bravi 20 di voi. Sì, oh, tu ce ne hai altri 20 a casa. Sì, raga, c'è un nuovo accessorio di Ista che spacca. Che grandi. È bello, la gente inizia a guardare contenta. Quanto mi piace questa cosa di Babbi in moto, mi piace troppo. Pure l'ambulanza mentre era in emergenza gli ha bussato. Wow, Babbi in moto, arriviamo! Come i veri brasiliani, amore! Come i veri Brasil! Si deve andare di là? Noi siamo in incognita però così, perché col CB nessuno ci riconosce. Guarda, non ci riconoscono, che bella cosa! Che bella che sei! Ciao Vale! Ciao raga! Può fare una foto? Certamente, sì. Guarda, lo vuoi un regalo? Ti faccio un regalo di Natale. Ciccia, prendi lo zaino. Ho un nuovo accessorio di Insta che vi stampa la foto fatta al momento. Semplicissimo, raga, basta che la collegate, la accendete, colleghiamo, connesso. Ciccia! Inventati fotografa, scatta una foto. Sta stampando? Stampa prima una fase di colori, poi se la richiama ne stampa un'altra. Che figata! L'accessorio perfetto per far contente le fidanzate. Sono troppo contento! Gri, ti ho portato anche un regalo a te quest'anno. E l'avevo immaginato. Ah, oh, tu mi hai portato questa foto come regalo e io adesso faccio un altro regalo a te, ci facciamo la foto insieme su CB impennando e te la stampo live. Vai. Moments later. Fammi vedere com'è uscita, voglio vedere. Ma che figata. Dopo che pennarello, quando vuoi fare la dedica. Sì, bene. Ah no, me foto, Gri. Facciamoci la foto insieme a te, Vuoi fare un video saluto a mio fratello? Vai, come si chiama? Gennaro. Ciao Gennaro, un bacione, la prossima volta digli a tuo fratello di portarti appresso. Un bacio. Vai, sali Gri, la tieni a me. Siamo unici, Vale. Vai, vai. Ti sei Gri? Stampala, stampala. Quanti motori fonderanno oggi? Grandi raga. Grazie mille. Grazie a voi, così. È la mia, mi hanno buttato a terra. Ma ci ho visto video, si è smoto un po'. Ci credo, tu cosa avresti fatto? Tu cosa avresti fatto tu? Avresti pigliato a poco. Allora, c'è mancato poco, c'è mancato. Che buffa, capita, su cose che capita. Grazie a voi. Un mio amico che c'è il CB1000. Sì. È vergognoso, devi andare vicino, devi sentirlo, ti prego. La scarico vergognoso. Impossibile. Andiamo. Fa rumore, ma sei di peggio. Povera stai rendendo non si sente. Li sfondano i motori. Non ho beccato Luca. C'è da fancino, vediamo un po'. Ok, let's go. Il CB brasiliano indistruttibile. Non trovo Luca. Luca! Dove sei Luca? Ma quel cesso di moto non vedo. L'avrà lasciato di nuovo a piedi. Vedi il cesso di Luca. Ma vedi quel motard di merda. Allora se la fate di gruppo ve la faccio io. No,
da fare il gruppo con me. Me la lascio come ricordo. Oh, bellissimo. Eccolo, Valentino. Senti, do la mia 07, me la alzi? Sì. Possiamo fare una foto, Valentino? Prendi la la foto. Fammi una foto per me la mano. Eccola raga, poi ve la dovete tenere uno solo di voi. Grazie. Mettiamoci laggiù però, siamo un po' più tranquilli. Tutto a posto. Sì, sì, e poi ci facciamo i brasiliani. Valentino, ci facciamo una foto. Vai, vai. È tutto staccato, è off il TCS. Tutto staccato. Ale, la bicicletta! Che bella! Bellissima! Ma per questo è perfetta, la 07 è la moto perfetta per fare questo. Sai una cosa? Io, appunto, prima ho paura di sfrizionare. Non so come si fa. Ma non puoi imparare con questo. No, a meno che non la lanci. In che senso? Se vuoi cadere e farti male, con questa puoi imparare. Ok. Cioè, quello è il punto. Prendi un 125 se vuoi imparare a impennare. Ma pure una cosa brasiliana come quella che c'ho io, il cibi costa 500-600 euro, raga. Ve le buttano dietro la testa, vi mettete nei parcheggi in casa, tanto quella la puoi impennare anche a fermo qua in mezzo così e ti alleni. Vado a fare 2 pinne con quella. Ma le faccio qua, che qua sono tranquilli. Qua sono tranquilli. Possiamo fare la foto? Vai, vai. Grazie. A te stavo cercando, ce l'hai spenta, eh? Vorrei prendere questo bastone e colpirla ripetutamente. Grazie Valentino. Sto bene. Vale. Torno a fare 2 pinne. Posso io di te? Vai, sali. Let's go! Vai, dai, sali. Però 2-3 perché sennò poi sudo un botto, raga, vi prego. Dai, ma ci facciamo la ripresa anche con questa. Rilassati, non ti spaventare. Giriamo veloce, ci stai? Vai. Ah no, c'ho la pendenza che non mi fa prendere velocità. Fammi girare. Fammi il video. Non ti spaventare, non ti spaventare. Ah no, stavo fermo. No, lo so, però con il corpo istintivamente rispingi in avanti. Ok. Aspetta, mo, dato che non me lo fai fare, ti costringo a farlo. Ecco. Hai un po' paura, giustamente quando siamo su e d'istinto ti porta a chiuderti e a buttarmi in avanti, capi? Raga, mi fermo un minuto solo perché sto sudando l'anima. Later. Ah, vai. Grandi ragazzi. Vai. Ci vediamo in parata. Vai ciccia, sali che ce la stiamo impennando. Non si può stare con la targa chiusa, caro, è illegale la targa chiusa. Vai. Un bacio, raga. Finiamoci di qua, vai. Andiamo a rapinare i telefoni della gente. Scorciatoia. Infiltriamoci adesso, vai. Io mi filtro. Attenzione, caro. Ciao. Blocchiamo fuori, ci mettiamo di qua così blocchiamo? Ah no, passiamo con il rosso? Super illegali? Passiamo con il rosso e contribuiamo a disturbare il traffico che già di domenica è completamente paralizzato, ci mettiamo anche noi. Salve! Signora, attenzione che così l'anno scorso un ragazzo ha rubato i telefoni così. L'anno scorso, attenzione, si rubano i telefoni, attenzione! Stiamo facendo la cosa illegalissima. Questa è una cosa illegalissima, signori. Bello, lo chiama Borrelli! Che grande! Sì, ora rubano i telefoni! Attente! Me lo sono visto addosso! Guarda avanti! Stavi finendo nella moto! Stavi finendo nella moto per guardare dietro! Mannaggia la capa tua, mi hai fatto spaventare, ho detto guarda avanti! No,
No, meno male, meno male. Guarda quello con l'Africa. No, ma ci sono i bambini a 3. Ah, non stanno a 3. E fai le impennate. E fai le impennate. Perché non ti metti il casco? È importante, mettetelo. Tu ti metti vergogna. Oh, attenzione. Proviamo la velocità del CB, mettiti in carena, ciccia, vai, 80, 90, 95, 100 in quarta, sì, limitatore. Stiamo comandando, noi blocchiamo tutto. Questo è bello. Quanto è criminale, mi piace troppo questa moto. Era la mia moto dei sogni quando ero piccolino. Lo Squarna Nuda 900. Che bella. Complimenti! C'è la municipale, ci ha autorizzato. Ci dobbiamo spostare, ci leviamo, va bene, ci leviamo. Mi guarda con questa faccia brutta. Non ho fatto niente, io perché mi guardi brutto? La signora è arrabbiata delle sgasate. Ha detto che sgasano. Sì, Borrelli, chi salutamela allora. Non si fa. Hanno ragione, non si fa, ragazzi. Poi vogliono bloccare la strada, non possono bloccare la strada così. Normale che la gente si incazza, guarda, li stanno bestemmiando addosso. Francesco! No, sto scherzando, sono io. Ci ho detto che sanno mettere un casco. Volete uscire nel video, vi metto dopo. Pure a te, là. Buongiorno, che cosa sei? Ma questo è un coglione. Mi stavo per fregare. E fu così che rubarono 4 telefonini. Nel napoletano i ragazzi si accingevano ancora a bloccare la strada senza ritegno, la gente si arrabbia e hanno ragione. Ecco, adesso si sono bloccati, ecco. Raga, è da quanto tempo che non lo dico? Ma quanto è bella Napoli! No, così non va bene. Dobbiamo dire con più enfasi, più carico. Con i bambini che escono senza casco, con il lemma dalla ciclabile. Ma quanto è bella Napoli! Ma serio? E fallo passare, perché lo blocchi? Oh my god, bro. Fate attenzione che si rubano il telefono. Proprio. Ho corrito a pesi, di sicuro? Va bene? Ciao! Che belli i bambini. Ragazzi, il motorino sta attraversando sulle strisce, fatelo passare. Scostumato. Uno attraversato sulle strisce, nemmeno lo fate passare. Vediamo se resiste tutto il semaforo. È resistente. È Honda, 6 anni di garanzia. Francesco! Non è vero! Lo dico io, lo dici tu! Hai spaccato? No, non è vero! Si incazza, sei impenno! Non mi fate impennare! Ma quante lampade aveva fatto quello? Sembrava Carlo Conti! Vediamo chi resta più tempo al limitatore! È qualità Honda! Vai sul sicuro! Salve! C'era la municipale e noi abbiamo fatto il salto da marciapiedale. Lei si sparagna su una ruota, criminale. Bello! Io mando il video a Borré. Caro, qua non si può impennare. Caro, abbiamo detto non si può impennare, qua in mezzo. State bloccando le macchine. Spostatevi, criminali. Andate via! Raga, qualità Honda, 1581 km di pinne, di slimitamenti. Grande, che grande. Grattate, cadute in mano a tantissimi ragazzi che stanno imparando a guidare, perché questa è la moto che usiamo per fare i primi passi con le marce per una guida stradale. Che ne volete sapevo. Ciccia, quanto sta la batteria? Riesci a vedere? Un poco più della metà. Perfetto. Le Insta non si scaricano mai. Sono troppo contento. Ciao signorina. E fu così che si decapitò adesso! C'è il broco alle palline!
Oh, che grande! Facciamo uno spettacolo insieme, io impenno il giro e tu fai le cose. Adesso impennare in giro. Sì! Sicuro? Giuro, guarda! Sei grande! Sei grande, sei! Grande, grande! Passami il video. Vai, ti metto su YouTube! Ballo su Instagram. Vai, sei grande! Che bella Napoli! Comunque tutto questo, la ventosa che attacca qua, raga, elettronicamente si attacca e compressa, si schiaccia, fa e si attacca, sta ancora accesa, sta ancora al 100%, cioè non si scarica sta cosa, l'ho usata per fare il video di presentazione della macchina, mai caricata da quando mi è arrivata, fa paura, poi la possiamo mettere dove vuoi, perché sia su vetri, su plastica, su ferro attacca, cioè abbiamo la ripresa, beh io adesso ho messo la X5, però possiamo mettere anche la S Pro, è un ottimo sostituto anche per chi vuole fare riprese in macchina, a differenza del morsetto. Questo è il kit moto, sarebbe quello lì che è sempre in omaggio col mio link, quindi se prendete il kit moto cioè prendete le cam col mio link o col mio codice sconto, avete il kit moto omaggio e questo lo potete comprare, soprattutto per chi ha le auto, è una rivoluzione perché con l'auto lo puoi mettere veramente ovunque, portiere, vetri, specchi, e potete fare veramente tantissime riprese strafighe. State correndo come i pazzi. Meanwhile, Facciamo le pedate? Che bello vedere la gente felice delle impennate. Oh, boom, boom, oh, si sta cazzando quello. Perché vuole passare prima della parata, è uscito come un pazzo. Salve! Non fare i cavalli, che cazzo. È vero, dobbiamo stare attenti, chiamiamo a Borrelli. Solo il consigliere ci potrà salvare. In HD! Corso per imparare ad impennare con la Winnie Machine. Quanto costa? 50 euro mezz'ora. E beh, c'ha faccia da mezz'ora per fare a buon Se già sai impennare, sì. questo. Io pure la moto con le macchine, non impennare. Se sai già impennare, sì. Hai visto Alessio Sparagno? Alessio ha imparato con la Willy Machine. Alessio ha imparato con la Willy Machine. Oh, bravo lui, Complimenti! Si vede che c'è controllo! Ma non è il 50, si sente, pure io ce l'avevo uguale. 50 fatto 200. Sta ancora là, È l'unico pezzo che ancora non ho tolto. Sì, questa si alzava facile. C'è il motorino per questo abbassato. Ragazzi, Pescheria Barbarossa, gli faccio la pubblicità io per quanta enfasi ci ha messo. Forza Pescheria Barbarossa. Bella. Non è legale andare a 4, quanta gente ti stai portando dietro? Era là. No, pure il cagnolino. Con gli occhiali, quanto è bello! Tu col Derby non sei tanto bello perché affumichi. È bellissima la moto, che sia chiaro. Però puzza il due tempi, ragazzi, ormai sono diventato vecchiotto. Mi piace anche a me, che sia chiaro, non sto dicendo nulla. Per uscire nel video. Per uscire nel video! E dici qualcosa di intelligente! Vai Dano, vai Dano! Va bene, vai Dano! Le ha aperto il salvadanaio, guarda! Scusa! Ma il salvadanaio ce l'hai aperto per le donazioni! Posso donare? Forza Napoli! Ma perché sei senza casco tu? Non è una giustificazione, fermati! Accosta! Li arresto tutti, li arresto! E se tipo facessi così, cioè, la gente mi dice. È controsenso, non so capire, è controsenso questo. Oh, ma quello ha bloccato tutto, guarda! Ma siete pazzi, L'anno scorso così abbiamo rubato i telefoni, stai attenta! What the fuck, bro? Oh, guarda, è piccolo come si infila. Stava finendo dentro alla spazzatura, ragazzi, con la Z. Oh! Babbo Natale, no! Ma non stai schiattando con la testa là dentro! Guarda, devo schiattare dentro la spazzatura, no! No, babbo, no! Lo stai sbattendo contro le cose! Si è fatto male la testa! A few moments later.
bandiera. Una catastrofe. Questi sono pazzi. Oh, mi rubo una pallina. Oh, no, non ce l'ho fatta. Oh, che cazzo ha combinato quello? Stava cadendo. Che cos'era? Una sparata? Bandieri, di amore. Mi metto ad impennare. Tutto bene? Sì, mo tipo poco pacchettato. Sì. È tutta in pendenza. Ma la faccio camminare un pochino, ci. Prima che scappi te la posso chiedere una foto? Vai, certamente, scusami. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie. Vai, fa una generale allora. E per la vistazione, lasci Vai, un bacio raga. Qualcuno si farà male qua dentro, eh. Oggi tutta alla rinfusa, come i pazzi. Tutto bene. Raga, subito torno a fare 2 pinne. Oh, fanno paura questi, non sanno impennare proprio. Impennano di velocità, rischiano di farsi male. Vale, posso andare io con la Vinsta? Vai, aspetta, l'unica cosa che penso la mia si aspetta. Oh, no! Wow, no! Ma lo sapevo che succedeva. Che poi fanno i coglioni, capì? Un bello ricordo in K09. Che ricordo? K09. Vai. Qua impennare la 09. Tra la gente che si butta davanti, la strada dissestata è solo un pericolo con la 09. Mo. Sali di. Saliamo! Daro, dai! Sali a 3, pure a 3, dammi a 3. 3 ce la fai? Sì, sali! No, ma ti caghi sotto, già si sente, eh! Ecco, vai! Ecco, va! Però non mettete paura, cioè si sente che a 2 più fai. Ok. Possiamo fare l'impennata. Sali. Vai, dite a me. Non ti spaventare. E di cosa? Impennata normale, questo no perché mi cago addosso. Perché? Tu sei grande, io posso girare all'infinito con te dietro. Ma devi passare per parte, Io ti vengo addosso, però. Vuoi provare a impennare il mio TM con un albero sul codino? Sì, ma che è 125? Vai, ora la proviamo subito. Apri agli alti? Sì, tantissimo. Ai bassi non lavora. Passi per È calda? Ma no, quanto è bello il TM! C'hai la frizione che lavora un poco male, ma per come sono abituato io. Me la posso alzare un poco? Sì. Perfetto, non si abbassa più adesso. Bellissima Fra. Comunque Fra, complimenti, bellissima. Con questa ti diverti un botto. Ti diverti proprio un botto. Vai, certamente. Andiamo anche nel video. Sì, vai. Grandi ragazzi. Vedo modo. Sempre CB però. Puoi pennare? Sì, si gratta la targa però se c'è la targa originale. Ah boh, tanto. Ah, non è entrata. Bravo, che bravo lui. Vuoi vedere se c'è la frizione bruciata? Perché non capisco. Ma che moto c'ha? Vieni qua, via la porta qua. Allora non riesco a togliere la mano perché ho paura che te la gratto, quella è la cosa. Perché la potrei tenere molto più su, però rischi di strappare, capito? Perché se acchiappi qualche punto sbagliato magari si strappa. Non è grattato. Sì, no, si è grattato, per questo. L'ho fatto io. Una bella grattata. Bravo, dici che l'hai fatto tu, che te non importa. Che la sento slittare malamente. Ti slitta la frizione proprio. Chi te l'ha regolata questa? Sono una lota loro perché te l'hanno fatta bruciare loro. Questo deve essere molto ma molto più stretto. Vediamo se così si risolve. Adesso già te lo fa molto meno. Però sicuramente un po' i dischi sono un po' bruciati all'inizio. Devo cambiare sempre, Se vuoi impennare sì.
L'hai sfondato! Non so cosa, ma qualcosa hai sfondato! Ma che moto è? È 125! Ma bellina! Corneri, TCS. C'ha pure il TCS! Vai, dai, la prova! Ok, let's go. Oh, che bella motina che ha fatto la Fanti! Che? Sì, sei in penna! Luca! Io mi avvio in accademia! Vai! Nel video? Sì! Metti pure tu! Vieni qua, cambia, vieni! Grazie! Ciao! Buon Natale! A me non siete mai venuti in accademia? Ah, mo. Siamo ora via.